Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi abbiamo come ospite il dottor Riccardo Velasco, che ringraziamo per essere qui con noi oggi, che è il direttore del CREA, il Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Dottor Velasco, ci spiega di cosa si tratta, di cosa si occupa il suo centro? Il CREA Viticoltura e Enologia è una delle 12 filiere in cui si è riorganizzato il Consiglio di ricerca in agricoltura, che è un ente controllato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Turismo adesso. E noi ci occupiamo ovviamente dell'intera filiera vitivinicola, tant'è che nella nostra filiera, nel nostro centro, sono raggruppate 6 sedi, 3 al nord, 2 al centro e 1 al sud, che si occupano di viticoltura, Arezzo e Conegliano, con Conegliano essere più importante, amministrativa anche tutte e 6 le sedi, l'enologia di Velletri e Asti, Gorizia la chimica del suolo e Atturi l'uva da tavola. Benissimo. Proprio ieri si è conclusa l'edizione 2019 del Vinitaly a Verona, una grande kermesse, la più grande kermesse dedicata al vino del mondo, con una serie di interessantissimi incontri di carattere tecnico. Lei ha partecipato, è stato presente, ha colto qualcosa di interessante, di nuovo? Ma è piuttosto evidente l'entusiasmo o quantomeno la curiosità che suscitano le nuove tecnologie e anche i nuovi materiali viticoli. In particolare mi rivolgo alla viticoltura digitale da una parte e anche la possibilità di utilizzare dei prodotti alternativi ai pesticidi per il controllo delle malattie, nonché i vitini resistenti che sono stati oggetto, tema di diversi incontri e anche assaggi dei vini migliori che stanno in produzione in questo momento. Del suo osservatorio, com'è lo stato di salute del vigneto Italia e in particolare anche poi di quello Veneto? Ma sicuramente quello Veneto è ancora in fase crescente, diciamo un po' forse al limite, insomma siamo arrivati vicini ai 100.000 ettari, chiaramente è un po' il giardino d'Italia, il vigneto d'Italia è un po' il punto di osservazione per tutta la viticoltura italiana, in particolare appunto dicevo il Veneto. Il vigneto Italia sta abbastanza bene, sta ancora godendo di quello che può essere una specializzazione. Noi non siamo fortunatamente rispetto magari a un'Australia o altre, una California, insomma regioni che hanno una viticoltura molto intensiva, noi siamo ancora caratterizzati da una notevole variabilità, una biodiversità che ci teniamo a conservare e anche come istituto ministeriale siamo molto proni a salvaguardare. Certo, senta, anche a Verona al Vinitaly si è parlato anche di questo, ma sempre di più si sta parlando di vitigni resistenti. Dal suo punto di vista, da tecnico, come vede il loro futuro? Ma io da genetista come formazione sfondo una porta aperta perché partecipo a questo processo da molti anni, sin da quando ero all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, oggi Fondazione MAC. L'attività dell'Università di Udine da una parte, l'attività dello stesso istituto della Fondazione MAC e poi un po' il Centro Europa hanno lavorato molto in questa direzione producendo dei vitigni che ad oggi già riescono a produrre sia come monocultura sia come vitigni in aggiunta ad altri più famosi, più internazionali, dei buonissimi prodotti. Cominciano a essere anche piuttosto competitivi e riescono a spuntare anche prezzi importanti. Ho saputo appunto di prezzi che spuntano insomma i 15-18 euro a bottiglia, quindi cominciano a essere rilevanti anche dal punto di vista del mercato. E a livello europeo qual è la direzione che stanno prendendo i vitigni resistenti? Poche settimane prima del Vinitaly ci sono state le giornate dell'Organizzazione Internazionale Vitivinicola, che è l'organizzazione internazionale più importante e deliberante dei regolamenti a cui poi si rifanno un po' tutti gli Stati europei. E devo dire che ho trovato un'apertura notevole. Sono stato presente, mandato dal Ministero, alla giornata per quanto riguardava il materiale, la biodiversità e il materiale genetico esistente
e ho trovato una grande apertura anche da parte dei francesi, che notoriamente sono sempre stati, insieme agli italiani, i maggiori resistenti, diciamo, quelli che hanno avversato in maniera particolarmente agguerrita l'introduzione di questi nuovi vitigni. Sia noi italiani che i francesi invece in questa occasione abbiamo spinto molto affinché l'Organizzazione Internazionale Vitivinicola si interessi e prenda in mano le redini dell'introduzione dei vitigni resistenti anche nelle denominazioni d'origine. Dal suo punto di vista, quali saranno i vitigni resistenti che avranno un futuro quasi certo? Ma sicuramente quelli con multiresistenze, cioè con più resistenze di diverso tipo, sia per il nostro acqueiddio e possibilmente anche ad altre patogenicità. Chiaramente avere più di una resistenza fa sì che l'evoluzione del fungo non si affermi e non si affermino nuovi ceppi che, superata una barriera, poi trovano di nuovo vita facile. Se trovano due o più barriere contro lo stesso fungo, difficilmente riusciranno a superarle, quindi possiamo pensare a resistenze durature. Sicuramente i vitigni del futuro devono ancora nascere, nel senso che sono in produzione in questi giorni. Ricordiamo che vitigni resistenti significa minor uso di prodotti chimici nel vigneto. Certamente, non l'abbiamo detto, ma chiaramente davamo un po' per acquisito il fatto che la resistenza al fungo implica grazie al cielo, un minore utilizzo di pesticidi fino anche a un 10% dell'attuale uso. Benissimo, interessante. E poi ci sono i cosiddetti vitigni antichi, no? Quindi si sta recuperando questi vitigni antichi che avevano una loro tradizione sui territori. Oggi invece si seguono più le mode del mercato, e quindi qual è l'importanza in futuro per i vitigni? Come dicevo, antichi? noi in qualità di ente ministeriale siamo preposti alla conservazione della biodiversità nazionale e anche internazionale, per cui nella nostra collezione sono presenti oltre 2000 accessioni, tra cui anche i vitigni che continuiamo a ricercare nelle campagne su segnalazione appunto di viticoltori che osservano magari un vigneto che sanno essere presente in quel territorio da 150-200 anni. Per cui recuperare questo materiale per noi è fondamentale, perché chiaramente se da una parte può esserci seguire una moda e quindi sicuramente fare reddito seguendo quello che può essere il trend del momento, chi si concentra nella sua nicchia di produzione su qualcosa di particolarmente caratterizzante a un territorio, di solito è vincente, riuscirà sempre e comunque ad avere un suo spazio e una sua dignità. E poi c'è il grande discorso del biologico. Un vigneto biologico, riusciremo mai ad averlo? Del tutto, intendo dire, del tutto sostenibile e del tutto biologico, senza interventi? Ma allora, la vite piace ai funghi quanto piace a noi, per cui difficilmente avremo una resa da questo punto di vista. Direi che ci sono sicuramente condizioni climatiche che possono favorire il biologico e condizioni climatiche come in Veneto che non lo favoriscono affatto. Direi che in buona parte d'Italia, soprattutto Sud Italia, il biologico potrà affermarsi con una certa certezza di successo. In Veneto, se hai il favore di alcuni microclimi, di alcune piccole zone, può ancora affermarsi, difficilmente potrà affermarsi del tutto. Sicuramente diminuire ancora il rame, come è stato quest'anno, a 4 kg per ettaro, è un handicap, perché chiaramente non ci sono ancora delle alternative valide. Tuttavia anche per esempio tra gli agenti di biocontrollo e una miglior gestione del vigneto dal punto di vista del limitare l'input, anche dal punto di vista della gestione proprio della puntualità, e quindi quello che dicevo prima, quello che può essere caratterizzato dalla viticoltura di precisione, quindi andando a colpire soltanto dove serve, ci si avvicina molto a quello che è il concetto del biologico. Ho capito. Un'altra cosa mi incuriosisce, al di là dei paesi tradizionali sotto il profilo vitivinicolo, paesi forti come la Francia, la Spagna, l'Italia,
Ci sono dei paesi in cui si sta lavorando sull'innovazione, quindi stanno emergendo delle cose interessanti sotto il profilo vitivinicolo? Ma l'innovazione maggiore è tecnologica, per cui io credo che continueremo ad averla nei paesi, diciamo, trascinanti come l'Italia e la Francia, ma anche la Spagna o lo stesso vicino est. Diciamo che la possibilità di applicare queste tecnologie di precisione ovviamente prevede un certo tipo di investimento e questo esclude, se non organizzatisi in cooperative, esclude un buon numero di piccoli coltivatori. Chiaramente dove il vigneto fa reddito si può immaginare che una forte applicazione tecnologica possa dare quelle innovazioni che ci aspettiamo maggiormente. Certo. Quindi io continuerei a puntare sulle grandi nazioni. Sulle grandi paesi. Don Riccardo Velasco, direttore del CREA, ci avviamo verso la conclusione, del tempo che abbiamo a disposizione si sta esaurendo, però volevo chiederle ancora una cosa. Un ente come il suo che fa ricerca può fare ricerca senza tener conto di quelle che sono le esigenze dei mercati e le mode? Direi che le mode non c'è bisogno di seguirle, la ricerca ha un compito prioritario, sicuramente quello di vedere fra 10 anni cosa il mercato e il coltivatore e la società ci chiederà. È questo un po' la sfida della ricerca, il fatto di doversi preoccupare di quelli che sono problemi presumibili ma non ancora realisti. Poi c'è la sperimentazione che aiuta quotidianamente il coltivatore, che aiuta il politico a prendere le decisioni, che aiuta la società, ma lo scopo della ricerca è quello di prevenire i problemi e riuscire a dare una risposta quando le domande arriveranno. E le prossime frontiere quali saranno? Ma sicuramente la digitalizzazione, l'agricoltura di precisione, la viticoltura di precisione è la sfida dei prossimi 5-10 anni. Se poi saremo anche bravi a fare vitini resistenti di alta qualità avremo risolto buona parte di quelli che sono i conflitti sociali di oggi. Dottor Riccardo Velasco, direttore del CREA, ringraziamo per essere stato con noi oggi, un arrivederci a tutti alla prossima settimana. Buonasera.